Hai da chiaro che sono qua per Bortolo Peruto, buondì Bortolo. Buondì a te e a tutti chi mi ascolta. Parnota Bortolo le da che lo trovi, perché è un giornalista e la passa una vita a scrivere e a ne contare a noi. È proprio così, 50 anni che scrivo, che impresto la reie di guoi a chi che non può essere presente sulla Robes, allora cerco di scrivere meo che può essere più completo per far lì essere presente sulle varie Robes, sul sport, sul comune, sul turismo, la Robes del nostro paese. E come vedevo Bortolo al nostro paese, o se vuole anche l'oltrechiusa, al di in cui. Bene, io credo che tutte vede sotto i guoi la trasformazione che le sta dal dopoguerra in avanti. Inutile che ricordone che era la cosiddetta civiltà contadina agro-silvo-pastorale che comandava sia prima della guerra che durante che dopo. Dopo le rua al turismo, le rua sta bellezze del nostro posto che è state le estate sconosciute da tanta gente, non solo di tutta Italia, ma anche di tutto il mondo, che ha cambiato tutta l'economia nostra, che ha portato una trasformazione tanto intensa, tanto invasiva, se dirà, e che ha anche con un mantin di violenza. Cioè, secondo me non le sta tenuto conto del passato per fare i nuovi modelli del futuro, o gli sta tenuto da conto massa poco. Sarà stato opportuno di in avanti coi pes, perché è giusto di in avanti e con la testa girata indosso a vedere ci che hanno state, in modo che la trasformazione fosse rispettosa del passato di sta dente. Hai da dire però che la dente è sempre stata attenta al suo passato, tutta che l'associazione che ha o tante se non tutte, è proprio quelle che mette che sora argo di importante della robe passate perché non c'è una rivoluzione massa che la gente non accetterà. In particolare c'è a un pardù della nostra radice che invece varrà la pena di tornare a tuoi disoni. Mi pare di una roba non tanto bella, cioè i rapporti che ho tra di noi, no? I rapporti tra le persone. Pardite una roba, io mi sono arrivato subito in una casa fuori a Resinego e che c'è sempre la porta aperta. Tutta la notte io a casa serravo la porta, potevo dormire, levavo su che la porta era aperta. Poteva dite, venite tutte ciche golea, ma non venite per fare i malani, venite o per domandate un piacere o per domandate di fai un piacere loro, per dire che era proprio la collaborazione, la disponibilità al golese ben, io sai che posso mettere retorica, forse l'intende retorica, che l'era tenuta in gran considerazione, che anche succedeva una disgrazia, un morto in casa, o diciamo pure anche andando in testala, no? Era tutto chi da vicino che correa per dire, io ho bisogno di argo, posso fare argo per voi, e che anche ti diceva grammarte, che auto rispondeva denia, per dire denia, non corre nia, non già fatto. Ecco, questa è una roba che forse si sente la mancanza, tutte si serra alla porta, i rapporti formali ad in cui anche fatte del saluto naturalmente, però la gente stentantina saludate solo tutti dove, mi dispiace dirlo, no? Io che ho fatto tanti anni dove la scuola e che ce n'ho tanto il saluto, il primo biglietto da visita che si fa sui rapporti, no, tra le persone, in cui si tende a correre sempre, forse in team massa, ecco, questo corre, questo bisogno da di verso, forse è il progresso che domanda che si è fatto sta roba, ma che non della metà resta in male, ecco. Se penso che noi pur avendo una mare vea del territorio, e se penso che ho tutte gli aie che possono avere a sto mondo, forse anche massa, fa pensare che se comunque così tanta gente che gossendì, piuttosto che be, piuttosto che fino a mai può anche ruarsi copadi, come possono spiegare fatte di questa sorta? Sì, le domande e problemi di sicuro superiori alla capacità normale di dare un'interpretazione, perché il fatto in sé non è solo un sintomo, non si può dire che sia una roba che si può limitare a se stessa, ma bisogna leggerla a fondo e capire che
E c'è la risposta, le difficili tutte può tentare la sua risposta, ma non sarà mai che la definitiva. Un rapporto tra le generazioni, per esempio tra chi della diversa età che se chatte di P, parla di P tra di loro, riesce a rivestire dei vestiti moderni che le sta il passato. Eccolo qua, una chiave che può essere interessante, non fermarsi a elogiare il passato come per dire quanto si stasera ben, che non è giusto, non è storico, non è morale questo qua, ma trasformare che le testimonianze del passato in algo per il futuro, di ora proprio a vestire con quei vestiti moderni che l'era nota le abitudini, i costumi, il modo di rapportarsi, dei rapporti tra la gente, tra chi vece e chi nuove. Che anche riedo io è una suddivisione di chi vece che non c'è assolutamente chi dove l'ame adesso verso di me che sono vece, ma non è questo che domando più familiarità, più dimenti incontrami, eccetera, eccetera, come lo è in quelle difficili che ti domande, no? Io credo che te sei un che ha una certa età che passa per la strada e il corre dosi fatti suoi, non scorrono dosi fatti nostre e là il dialogo è già finito. Cada anno, c'è nuova vi piacerai lo potete dare del paese di San Vito cada anno? Allora il nostro paese, le paesi che ha tante associazioni, hanno che se si preoccupa tanto di chi oltre che il suo paese faccia bella figura, ecco questo è un elemento positivo. Tutte si impegna a cercare che Argon, che ho fatto parte di tante associazioni, ma l'obiettivo era che il tuo paese facesse bella figura, no? Al di sopra esprime dei valori, della roba di organizzazione, di oltre, sono anche cronometrista, quindi sai, no, c'è importante che l'era di in giro per il cadore e che dicesse ma che sti cale chi da San Vito, no? E quindi fra an, ecco che fosse ancora più caratteristico, più accentuare sta caratteristica nostra di essere in grado di superare ogni difficoltà, di dare delle risposte a chi dove, questo è l'importante, no? Che in anziani ha sempre un collegamento con chi dove. E a San Vito che ne cito un nome, Arcangelo di Masaria, che dove hanno un rapporto straordinario, no? Che non mette sudditione. Ecco, se tu ti disse ora a creare sto filo che lea al passato, col futuro e col presente, io credo che sarà un bel risultato.